col vice sindaco di Taglio di Po, Alberto Fioravanti, perché vogliamo fare il punto su una cosa che ci aveva annunciato mesi fa, la collaborazione con Edison, la gestione del calore negli edifici pubblici. Come siamo messi, vice sindaco? Allora sì, avevamo già fatto qualcosa perché già ci siamo mossi, ma ricordo velocemente, processo lungo purtroppo, perché è burocraticamente lungo, però questo project financing in cui il Comune di Taglio di Po ha messo in appalto il calore, la gestione del calore, quindi dell'energia del caldo e del freddo, dei condizionatori d'estate negli edifici pubblici. Bando che è stato fatto, questa gara che è stata fatta, una gara europea, ha vinto Edison e ricordo che all'interno del bando c'era, proprio per la natura della tipologia del bando del project, che chi voleva prendere in mano la gestione del calore di Taglio di Po doveva fare determinate cose che il comune richiedeva. Tra le cose che il comune richiedeva c'erano la sostituzione di tutta una serie di caldaie di alcuni impianti che sono obsoleti, non più in regola e troppo energivori. Per cui, se ricordate, qualche mese fa abbiamo fatto vedere che è stato fatto il primissimo intervento, che era quello più delicato e quello più importante da fare sotto certi aspetti, era quello dell'asilo nido, già fatto, finito. E nelle settimane scorse si è provveduto a cambiare, perché era partito del tutto, l'impianto di climatizzazione qui dentro del comune, anche questa opera molto grossa. E in questi giorni stanno operando, nel senso che stanno cambiando le caldaie della Materna Milani, okay? Quindi il programma sta andando avanti come previsto. Gli step prossimi sono ad agosto si comincia con la scuola media, Elia Maestri, sappiamo tutta la problematica del salone, dell'Elia Maestri e di altre cose che verranno risolte, e quindi comincia proprio ad agosto, malgrado periodo di ferie, ma tutto questo lo si fa per arrivare giusti per quando comincerà la stagione termica, quindi in modo che ci sia tutto pronto. Ad agosto comincia l'Elia Maestri e la Sala Europa. Altro nodo importante, Sala Europa negli ultimi anni ha avuto sempre problemi, al di là del Covid che è rimasta chiusa, ma problemi con le caldaie. Cambiamo completamente le caldaie, questo varrà per ottimizzare sia il discorso riscaldamento che il discorso raffrescamento. Per cui i lavori stanno procedendo e vi terremo informati mano a mano su come stanno andando. Per adesso i tempi sono stati rispettati. Altra questione, qui mi premeva così dire due parole, è che in questi giorni viene stato distribuito un volantino, o stanno distribuendo un volantino nelle case che riporta ad un altro degli obiettivi che aveva, o obblighi che aveva la ditta che avesse vinto, cioè quello di fare uno sportello energia gratuito per i cittadini. Avendo vinto Edison, e con il fatto che Edison in via Roma ha già un ufficio, la collaborazione con Edison e l'obbligo di Edison è quello di fare informazioni gratuite ai cittadini. Quindi la distribuzione di questi volantini è legata al fatto che un qualsiasi cittadino di Taglio di Po che voglia avere informazioni in merito a efficientamento energetico degli edifici, installazione e valutazione di convenienza di impianti fotovoltaici, incentivi sulla riqualificazione energetica, il conto termico, la mobilità elettrica, sistemi di controllo, tutte quelle cose che poi sappiamo, poi magari alcune di queste forse vanno anche dentro il famoso 110, insomma tutte cose di cui in questo momento si sta parlando molto. Ecco, per avere informazioni dettagliate da tecnici basta rivolgersi all'ufficio Edison e queste informazioni verranno date gratuitamente. È chiaro poi che la parte di Edison sarà esclusivamente, in questo caso di approccio di questo genere, da un punto di vista informativo. Se poi qualcuno volesse avere preventive informazioni da parte di Edison, quelli sono un'altra questione, ma dal punto di vista di informazioni, avere le informazioni sulle norme, su come funzionano le cose, su che incentivi ci sono, questo e quell'altro, Edison, proprio per l'obbligo che ha col Comune di Taglio di Po, è a disposizione ai cittadini in maniera gratuita.